Ma quale banda? La banda d'Affori? La banda dei 40 ladroni 40? La banda del buco? Peggio, signori, peggio. È una banda più suonata di quella d'Affori, più terribile di quella dei 40 ladroni, più bucata di quella del buco. È una banda che non suona, non uccide, non ruba. Fa quello che tutti noi cerchiamo di fare sfacchinando. Fabbrica quattrini. Il rullo, via. Il rullo, via. Sì. Rullo. Rullo, via, via. Rullo. Il rullo. Rullo. Sta là sopra, il rullo. Rullo. Don Antonio, il rullo. Là. Quello là. Qua. Tagliarello qua. Mattarello. Ma che Mattarello e Mattarello? Facciamo le tagliatelle. Falsari? Beh, un pochino, ma un pochino solo. Perché questa, signori, è la banda degli onesti. Noi come falsari siamo una banda. E che banda! Ecco il caporione. Ed ecco gli accoliti. Accolito numero 1 e accolito numero 2. Chi? Sono io. Allora ci divideremo in due squadre. Brigadiere Solmi e Peluso. Bonocore Barzegli con me. Ricordate siamo uomini o caporali? Una cannonata, no? Ebbene, lo stesso regista Camillo Mastrocinque ha forgiato per voi un altro grosso calibro dell'umorismo, la banda degli onesti. Ma qua sta scritto sulle banconote, amici miei, sta scritto la legge punisce i falsificatori e gli spacciatori di monete false, ma che andiamo in galera? In fondo noi siamo quasi a posto con la legge. Anche la carta è autentica. Ma più può essere definito un reato a responsabilità limitata. E che ci fanno a noi? Ma che ci fanno? Che ci fanno? Infatti, responsabilità limitata. Beh, sapete che c'è di nuovo? Io mi trovo nel ballo, io mi metto a ballare. Io ballo, voi ballate? Io ballo. E voi? Io non ballo. Arrestami. Se non viene fuori lui e sei buggerato. Il falsario sono io. Bonocore? No, ma già arrestato lui.